Benvenuti amici di Motoscacco, perdonate la pausa, ma in queste vacanze ce la siamo presa un po' comoda, adesso ripartirà la normale programmazione sul canale, quindi ci alterneremo io con il grande maestro Andrea Stella e nel video di oggi, ho visto che comunque a livello didattico vi sono piaciuti molto i video dove gioco a 10 minuti contro avversari di un punteggio molto più basso rispetto al mio per cercare di capire quali possono essere le modalità di ragionare all'interno di una partita. Prima di partire vi voglio dare questa bellissima notizia che è pronto il secondo volume tratto da la collana Aperture Vincenti. Era uscito il primo volume, La difesa francese, adesso è uscita la partita italiana. Io so che tanti di voi la giocano, quindi lo potete trovare già su Amazon, presto anche sullo store di Motoscacco, dove ci sono tanti altri libri da prendere. E sono 200 pagine, queste belle corpose. Ma torniamo a noi e andiamo a giocare. Magari adesso ci facciamo una bella partita italiana. Quindi cerchiamo una partita, anzi 10 minuti più 5 in realtà volevo fare. Vabbè, 10 minuti secchi sono usciti. Andiamo a giocare 4. Vediamo un pochettino che avversario ci troveremo contro. Scandinava, tanti vengono paralizzati quando vedono questa mossa e la cosa migliore che si possa fare, io dico sempre, quando ci sono due pedoni in tensione, la cosa migliore che tu possa fare è catturare. Nel dubbio, se non sai che cosa fare, cattura, perché magari ti cattura lui con conseguenze nefaste. Ora, noi potremmo cercare di accanirci in tutti i modi possibili per cercare di tenere questo pedone, ma secondo me non ha troppo senso. Possiamo giocare cavallo C3, tanto cavallo C3 nostra che prima o poi faremo, ma possiamo magari anche provare a giocare in un altro modo. Vediamo un po' cosa succede con D4. In genere chi fa la scandinava vuole anche provare ad arroccare lungo, perché nel momento in cui c'è già la donna fuori, il re nero è facilmente, basta togliere due pezzi ed è già pronto per arrocco lungo. Quindi sono comunque delle aperture che hanno comunque i loro trabocchetti. Immaginatevi già una torre piazzata qui che attacca Rajix, la nostra donna, dopo l'arrocco lungo non è la cosa migliore del mondo. Quindi la cosa che abbiamo detto è cercare di capire il significato dietro ogni mossa del mio avversario, in questo caso era una ripresa di pezzo, e la cosa importante che non mi stancherò mai di dirlo e lo vedremo, adesso inizierà anche, ragazzi, la serie che porterò un ragazzo a 1500 punti, così come nella serie Missione 1000 punti con Stefano, e la cosa che io non mi stancherò mai di dire è di giocare semplice. Ora, devo capire perché ha messo l'alfiere qui, o vuole fare il giochettino qui e venire a rompere le scatole, oppure semplicemente ha sviluppato l'alfiere per, come ti dicevo io prima, per velocizzare un arrocco lungo. Questa mi fa paura? No, perché mi basta che metto il cavallo in A3, il cavallo in A3 protegge C2, non mi fa paura. Quindi non mi faccio spaventare da tutto ciò, io posso continuare lo sviluppo. Questo alfiere posso metterlo qui? O forse C4 è la casa giusta per il pedone. Se gioco C4 e il cavallo va qui, allora è già pronto per fare questo giochino. Allora posso giocare in maniera veramente ultra solida giocando alfiere F2. Possiamo provare, dai, giochiamo così, perché ti faccio notare come un gioco solido impostato alla meglio su le tattichine, le fighine, le figatine, dove quasi sempre poi sbagliamo a calcolare qualcosa e perdiamo la partita. Giocando semplice abbiamo tutto sotto controllo. Sviluppo del cavallo, l'idea dell'arrocco si fa sempre più vera, passa ora un semplice donna di 7 o donna di 6 arrocco lungo, quindi in vista di un arrocco lungo bisogna sempre chiedersi, trovare il significato dietro il nostro avversario. Io giocherei C3 per consolidare il mio centro, così anche se metti una torre qui, almeno sono un po' più tranquillo. Ok, E6 presumo che voglia sviluppare l'alfiere, arrocchiamo, facciamo quelli che arroccano, in genere quando arrocchi non è mai sbagliato, arroccare il prima possibile è uno dei principi. Adesso mi verrebbe voglia di togliere questo alfiere e penso che posso farlo, ma i principi dicono se possibile muovi prima i cavalli che gli alfieri. Qui non ci vado, altrimenti mi doppia subito i pedoni. Cavallo in D2, da D2 io vedo una bellissima casa in C4 dove prendo anche il tempo sull'alfiere. E sinceramente prendermi il tempo sull'alfiere male non mi fa. Sapete che di norma poi bisogna sempre catapultarsi nelle posizioni, alfierino può valere qualcosa in più, quindi io credo che sono proprio pronto per fare questa manovra. Se mi dà l'alfiere ben venga, altrimenti io credo che il cavallo possa andare anche qui. Mi dà l'alfiere, se cattura di pedoni ha un fortissimo mini centro,
Però io l'alfiere me lo prendo. Sarò venale, sarò quello che volete, ma io l'alfiere me lo prendo. I giocatori forti si prendono gli alfieri e quindi noi facciamo quelli forti. O sviluppa la donna. Secondo me sono carine tutte e due, sia quella di pedone che quella di donna. L'alfiere ovviamente in ogni modo non posso svilupparlo qui perché mi è impedito, però lo posso sviluppare qui e poi fare quella manovra di triangolazione per arrivare qui e dare fastidio alla donna, e soprattutto l'alfiere non è più sospeso. Vediamo se la donna da qui ha qualche superpotere che non ho visto, mi sembra di no, ed è già pronto anche per mettere questa torre. Devo dire che il mio avversario a livello di sviluppo sta messo meglio di me, quindi andiamo a fare questa manovra. Per fortuna i miei pedoni tappano egregiamente i suoi cavalli. Ovvero questo suo cavallo può comunque arrivare qui, e se dovrà perdere l'alfiere chiaro. Ok, il mio avversario inizia ad andare alla riscossa e qui arrivano un po' di semplificazioni. Cavallo, cavallo, pedone, torre. Non lo so, io credo che queste semplificazioni, vabbè, devono essere fatte. Ora, che catturo di cavallo o di pedone è uguale, perché tanto cambieremo tutto, questo è già tutto scritto, è già tutto scritto. Vediamo, cavallo, pedone, e poi lui deve decidere se andare di donna o di torre. Se va di donna mi fa un doppio attacco qui, ma io ho torre qui. Se va di torre è anche interessante perché è pronto a raddoppiare le torri. Sta giocando molto bene il mio avversario, devo dire la verità. Il mio gioco è molto piatto, quindi non è che c'è chissà quale possibilità nascosta. Ok, niente, ha scelto di giocare in questo modo. Posso mettere la torre dietro, che può essere interessante, o posso semplicemente togliere l'alfiere. E attenzione che ho l'alfiere scoperto. Ho l'alfiere scoperto. Quindi vuol dire che se io gioco questo, lui può togliere l'alfiere da qualsiasi parte e prendere l'alfiere. Non lo so, questa è da valutare. È da valutare questa. Valutiamola perché è abbastanza in fretta, se questo o questo. Alfiere F3 non mi dispiace, devo dire la verità. Alfiere F3 non mi dispiace. Alfiere F3 non mi dispiace. Quello gioca magari una roba di questo tipo. Io devo ritirare l'amico qua. Allora, alfiere F3 non mi dispiace, la preferisco. Tanto penso che ho tempo per fare altre cose. L'unica cosa che non mi piace è che questo alfiere è sospeso. Vedete come i pezzi sospesi, cioè pezzi non difesi da pedoni, poi vi creano sempre un problema e creano soprattutto al vostro avversario possibilità di contrattacchi e cose varie. Ora, la prima cosa che faccio, prima ancora di mettere la torre dietro, è mettere al sicuro questo alfiere con la manovra che volevo fare. Questa sua mossa, secondo me, l'ha fatta per rendere più forte questo cavallo, anche perché c'era comunque un doppio attacco qui sopra, però adesso mettiamo i due alfieri affiancati. Due alfieri su case affiancate è il modo migliore sulla quale voi potete andare a mettere i vostri pezzi. Su questo può arrivare un cavallo qui, però questi due ora sono veramente, veramente micidiali. Non mi è piaciuta questa spinta in B5 perché ha indebolito C6. Ora C6 per definizione viene chiamato un pedone arretrato. All'interno della nostra accademia di Matto Scacco ci sono tutte queste lezioni sulle strutture pedonali che bisogna assolutamente conoscere. Se gioco questa non mi piace che lui può scegliere di cambiare le donne e le torri, quindi vorrei far salire prima una donna. Una ce ne ho. Quante donne vuoi avere nella tua vita? Vorrei far salire la donna, magari così poi far uscire una torre, possibilmente senza prendermi matto, mi piacerebbe. La donna qui non mi fa impazzire perché permette questa. Mi fa impazzire, vorrei rimanere qui, che gli invoglio questa, che vengo qui. Lui toglie il cavallo. Vorrei cercare di uscire da qualche parte. Da qualche parte, anche qui, perché no? Andando a attaccare la debolezza del pedone C6, perché no? Ovviamente questa non la posso fare, se no mi prendo matto, però posso giocare H3 quanto prima. Posso giocare H3 quanto prima, ed è la cosa che farò. Questo attacco così faccio fatica a capirlo, però intanto gioco H3. Sono pronto a giocare questo e tu mi direi, Christian, però la donna in cambio di 2 torri è buona per il nero. Nella teoria, ma nella pratica, tra noi giocatori normalissimi, vince il giocatore che ha la regina. Quindi andiamo a fare questa roba qui. Vediamo se mi dà la regina per 2 torri.
Quindi dicevamo che teoricamente la regina vale 9 punti, le torri valgono 10, in pratica ti faccio vedere, a meno che non vengo smentito in questo preciso istante, che ai nostri livelli, non sto parlando a livelli eccezionali, ai nostri livelli si gioca più facilmente in questo modo. Intanto credo che posso già prendermi questo cavallo, però non vorrei cambiare i pezzi, sinceramente, vorrei provare ad attaccare qui. Attacco qui, alfiere qui, proviamo ad attaccare, non voglio cambiare i pezzi. Non voglio cambiare i pezzi perché posso andare a stare peggio. Ok, vediamo se è lui che li vuole cambiare. Ah, però può mettere la torre in ottava e venire a darmi fastidio e darmi una sorta di matto qui. Può essere. Può essere che lui tolga la torre per far spazio all'altra torre per darmi matto. Io credo che ho tutto il tempo del mondo per organizzarmi. Ok, questa mi pare bellina. Mi pare, Poi così a distinto mi pare bellina. Attacco qui, attacco qui. Questo è sempre prendibile, però vorrei evitare i cambi, vorrei cercare di far giocare i miei alfieri. Ok, il tempo scorre, non è tanto importante in queste partite il tempo, diciamo 3 minuti miei contro 6 del mio avversario. Vediamo come se la gioca. Torre dietro, pezzo sospeso, quindi penso che dopo che gli prendo il cavallo, donna C7, attacca 2 pezzi sospesi, non può salvarli tutti. Il problema dei pezzi sospesi, no? Questo è un pezzo sospeso. Io non ne ho per fortuna, perché sono tutti pezzi tenuti da pedoni, però quando ho avuto per un attimo il pezzo sospeso, ho sudato freddo veramente. Ho sudato freddissimo veramente. Vediamo cosa fa. Se toglie l'alfiere cade il pedone. Se cade il pedone C6, secondo me entra abbastanza nei guai. Vedete come la regina, comunque sia, questo ve lo dico per esperienza, è sceso con la torre. È sceso con la torre. Se io gioco questa, lui gioca questa e si indebolisce sulle case chiare. Questa. Ed è pronto. Ok. Va bene. Proviamo a non fare nulla. Ce la facciamo a non fare nulla. Facciamolo indebolire con F6. Poi giochiamo anche alfiere qui. Così gioca G6, si indebolisce ancora un po'. Ok, anche l'arte di non fare nulla è un'ottima arte che bisogna imparare il prima possibile. Ok, proviamo a non fare nulla. Cioè nulla in che senso? Che sto facendo minacce che comunque sì, sono parabili, però gli scombussolo un pochettino i pedoni dell'arrocco. Ora su questo... Davvero hai fatto questa? Davvero hai fatto questa? Perché se adesso io ti tolgo questa, cade la torre. Ok, intanto c'è scacco e cade la torre, quindi ecco che alla fine le cose iniziano a venire fuori. Neanche me l'ha preso, e allora ti gioco questa. E sotto questi due qui. Ok, qui errore finale da parte del mio avversario. Ultra errore. Ok, l'andiamo ad analizzare, che la cosa più importante è analizzare le proprie partite. All'interno dell'accademia, ogni studente con soli 34 euro al mese ha 3 analisi da parte di un maestro di scacchi sulle proprie partite. E poi se uno vuole più analisi le può prendere. Ma andiamo a vederle. Allora, qui scandinava, bisogna catturare. Qui D4, ma è buona come mossa. F3, alfiere F5. Qui il motore come prima scelta dice alfiere D3, come seconda scelta andava benissimo anche alfiere 2. Molto, molto semplice, solida. Non ha senso andare subito a avventurarsi o peggio ancora dare scacco che con C6 magari fortifica la sua situazione. Quindi solidità. Io vi invito, chiunque può arrivare su un buonissimo punteggio 1200, 1300, 1400, 1500 imparando a giocare in modo solido. Cavallo C6, qui gioco C3, non c'era bisogno di C3 ma una mossa anche questa solida, no? Tu dici ma cavolo questo pedone è già ultra tenuto, che senso ha tenerlo ancora? Perché a scacchi le cose cambiano velocemente, ti arriva una torre qui, ti arriva un pedone 5, vedi come iniziano ad attaccare il centro, quindi
solidità. Rinuncio alla casella C3 per il cavallo che comunque non mi piaceva perché mi avrebbe doppiato i pedoni, per giocare C3. E6, arrocco, alfiere di 6. Qui al motore gli piace A4, che è una di quelle spinte che si fa su questo tipo di struttura pedonale, si fa tantissimo. Gioco cavallo qui, che comunque va benissimo, alfiere cavallo C4 prima scelta del motore, e qui il motore non si sarebbe preso l'alfiere, ma noi ci siamo presi perché noi siamo degli esseri umani. A questo punto, qui arriva alfiere in G5, mossa giocabilissima, pedone, qui arriva una serie di cambi, e la partita è poco più che pari a questo punto, perché non è che c'è granché da fare. Qui gioco alfiere F3, partita in parità, più 0.2 per il bianco, ma è pari. Ora siamo alla 14ª mossa, io dico sempre, tieni a mente che comunque è una partita di scacchi dura, 40, 50 mosse, quindi siamo a mossa 14, non è che bisogna trovare lo scacco matto in 3 mosse, bisogna impazzire. Adesso, con questo pedone, catturo questo, cioè calma, dobbiamo ancora sviluppare, dobbiamo ancora mettere in comunicazione le torri. Quindi qui al motore piaceva torre 1, ma questo avrebbe permesso il cambio, no? Su questo si giocava in questo modo e c'era il cambio, no? È vero, avrei avuto la coppia di alfieri nel finale contro alfiere e cavallo, però non è che mi entusiasmava troppo entrare in questo finale, quindi gioco questa manovra, sono pronto per entrare in questo tipo e quindi la partita va in questo modo. Donna di 4, mossa giusta, qui lui prova a prendere spazio, ma H3 per farmi spazio, e ora torre in F va in E1, e qui il motore consiglia sia cavallo F6, anzi gli piace come prima scelta prendersi la torre. Perché? Perché giustamente donna per 2 torri, perché alla fine io perdo entrambe le torri, deve essere buona, ma ragazzi, sarò contro impopolare, ma rifiutate questi cambi. Fino a che non arrivate a 2000 punti, rifiutate. Anche a 2000 punti si gioca malissimo con le 2 torri. Lo dico per esperienza personale. Tutte le volte in cui ho preso le 2 torri per la donna, soprattutto in partite poi online dove non hai tutto questo grande tempo per ragionare, ho sempre perso in malo modo, e vedo che anche i miei avversari la rifiutano a un certo punto. Se siete dei maestri di scacchi, quello è un altro discorso, ma noi purtroppo non lo siamo. Qui si poteva giocare subito alfiere D5, il motore è molto molto materiale, il gioco donna C5 seconda scelta del motore. Qui potevo ancora una volta approfittare, invece cerco un attimino di rompere un po' più le scatole. Primo attacco, difesa, secondo attacco qui mi aspettavo G6, anche se ovviamente G6 permetteva altre cose, ma credo che avrei giocato sempre probabilmente alfiere, anzi adesso per forza alfiere F3 perché c'ho l'alfiere attaccato. Ok, però intanto lui si sarebbe indebolito l'arrocco. Qui mi sorprende con questa mossa, e qui mi viene in mente la tattica, alfiere F3, il cavallo è l'unico controllore della torre, se cade il cavallo cade anche la torre. Lui non vede questa mossa perché crede che sia una semplice mossa di ritirata, invece io avevo in mente un'idea tattica, rimuovo il difensore della torre, non la vede, e qui finisce la partita perché alfiere D5 tra l'altro scacco, lui non può far finta di nulla e prendere altro, e niente, poi qui una serie di sviste, il mio avversario probabilmente è andato in panico a questo punto in poi. Hai visto come con un gioco semplice non ho fatto grandi cose, l'unica opportunità che ho avuto, ok, potevo catturare qui, ma desideravo di più dalla posizione. L'unica opportunità tattica che mi si è presentata realmente, perché questa è stata l'unica possibilità tattica, è stata mossa 26. Quindi qualcuno mi dice: Cristian, ma io che me ne faccio di esercizi di tattica? Su chess.com sono arrivato al 2005-2006 di tattica, e poi come faccio a usarla in partita? Uno, non è detto che nella tua partita sia ricca di tattiche. Questa è stata una partita molto piatta, però a un certo punto, a mossa 26, mi si è apparsa la possibilità di una tattica. Qual è questo tema? Rimozione del difensore. Rimuovo il difensore di un pezzo, di un punto, e cade quel pezzo. Qui il mio avversario non si rende conto di questo tema tattico, e qui vado in vantaggio e vinco la partita. Quindi la strategia è importante perché ti permette di capire la situazione, di giocare in maniera solida, di capire i piani, giocare contro i piani, cercare di ragionare che cosa vuole fare il mio avversario. La tattica
e quella cosa veloce, in 1-2 mosse, prendi un pezzo, e nel momento in cui prendi un pezzo a questo punto della partita, la partita è completamente finita. Qui ovviamente c'era lo scacco matto e il mio avversario abbandona, ok? Quindi so che è più facile giocare contro questi avversari che hanno molto meno punteggi, quindi possono sembrare quasi consigli scontati, ma davvero, se voi provate, se siete all'interno di questi punteggi 1200, 1300, 1400, 1500 sull'ICES, provate veramente a giocare in maniera solida, facile e ad approfittare ovviamente quando c'è da approfittare, e vedrete che il vostro gioco salirà veramente di livello. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, un saluto, ciao!